Una rivelazione potente ha appena scosso la notte a Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, uno di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni fresche direttamente dai bastidores azzurri. Come sempre, restiamo fedeli alla missione di alzare il livello, portandovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in questo tema che sta già facendo parlare l'intera città, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Questo aiuta tantissimo il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, si sta preparando qualcosa di davvero gigantesco. E l'argomento del momento riaccende una telenovela che sembrava chiusa. Il forte interesse del Napoli per Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Roma, che ha ritrovato spazio e importanza sotto la guida di Gasperini. Torna al centro dell'attenzione perché il suo contratto è vicino alla scadenza e la situazione, secondo fonti romane, è diventata ormai insostenibile. Antonio Conte ha sempre apprezzato il giocatore, aveva chiesto il suo acquisto già lo scorso inverno e ora, viste le circostanze, intravede un'opportunità di mercato che prima semplicemente non esisteva. Il giornalista Enrico Camelio, di Radio Roma, molto vicino all'ambiente giallorosso, è stato categorico in un'intervista a Radio 1, Pellegrini lascerà sicuramente la Roma. Il Napoli è molto interessato a lui, anche se il giocatore sogna ancora la Premier League per vivere una nuova esperienza. La frase è esplosa come una bomba nel notiziario italiano, mettendo in luce una crisi interna che veniva nascosta da mesi. Camelio è stato ancora più incisivo affermando che la Roma sarà praticamente costretta a venderlo a gennaio. Con il contratto ormai agli sgoccioli, il club si trova davanti a un dilemma crudele. Venderlo ora per una cifra simbolica, tra i 6 e i 7 milioni di euro. Oppure perderlo a parametro zero in estate. La dirigenza non vuole ripetere errori recenti e sa che, se non agirà il mese prossimo, dirà addio a uno dei giocatori più importanti dell'ultima decade senza alcun ritorno economico. Anche la posizione di Pellegrini pesa, nonostante si sia reinventato sotto Gasperini. E Camelio ha riconosciuto che il tecnico inizialmente non aveva grande stima del giocatore. Il centrocampista sembra deciso a vivere qualcosa di nuovo, lontano dalla pressione giallorossa e dalle critiche che lo accompagnano fin dalle giovanili. Il giornalista ha aggiunto che Pellegrini vuole liberarsi dell'etichetta di giocatore che ha sfruttato il club, un marchio che lo tormenta dietro le quinte. Il vero problema, però, è un altro, lo stipendio. Oggi Pellegrini guadagna 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che pochi club in Italia possono sostenere. E il Napoli certamente non la eguaglierà. La soluzione sarebbe un'offerta più bassa, con bonus e un progetto chiaro, capace di convincerlo che Napoli può essere il luogo ideale per la sua nuova vita professionale. Conte approverebbe immediatamente il suo arrivo, vedendo in lui un centrocampista tecnico, intelligente e perfettamente adattabile al suo sistema. Per la Roma, venderlo al Napoli non sarebbe un problema, perché i rapporti tra le dirigenze non sono conflittuali. E l'urgenza finanziaria pesa più delle rivalità occasionali. Adesso voglio sentire voi, tifosi azzurri. Pellegrini per 6-7 milioni è un'occasione irripetibile o un rischio a causa dell'ingaggio elevato? Vale la pena portare un leader esperto per riorganizzare il nostro centrocampo? Scrivetelo nei commenti, e approfittatene per lasciare un super thanks che rafforza tantissimo il nostro lavoro.